Salgareda, Roncade, una notte di furti e paura tra i residenti, raffica di colpi e tentati colpi anche con la gente in casa, i video dei malviventi in azione, la disperazione delle vittime. Delitto di Varago, la procura chiede 12 anni di reclusione per Elia Fiorindi che uccise a coltellate il 17enne Aymen nel maggio dello scorso anno, la sentenza è il 25 luglio. Femminicidio di Maser, rinviato a giudizio il 74enne che uccise la moglie malata costretta a letto, il difensore dice per lui è stato un gesto d'amore. La tragica morte di Alex Marangon, mentre le indagini continuano, la famiglia è vittima di odio social, i post più pesanti consegnati da Papaluca al suo avvocato. Appalti e corruzione, un altro terremoto giudiziario scuote l'amministrazione di Venezia, 10 anni dall'inchiesta Mose, Maxi Blitz della Finanza, indagato il sindaco Luigi Brugnaro, arrestato l'assessore Renato Boraso. 9 arrestati, 18 indagati e 6 interdetti travolti dall'inchiesta, anche altri funzionari pubblici, amministratori e numerosi imprenditori, 4 dei quali nella Marca. La rabbia dei sindaci per i prossimi tagli del governo, Fare di Soligo perderà oltre 70.000 euro in 4 anni, furioso il primo cittadino Perencin. Frana sul Fadalto, stamane il vertice, si lavora per sgombrare i detriti, mettere in sicurezza e riaprire l'Alemagna il prima possibile. ANAS ipotizza tra le 3 e le 4 settimane. Scultore, scrittore ma anche caustico, opinionista e voce della montagna. Stasera Mauro Corona, ospite degli studi di Ring. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, questi dunque i titoli, molta cronaca. Subito però, come sempre in apertura, vediamo il sondaggio che abbiamo già lanciato negli altri telegiornali e che avrà il suo esito come sempre questa sera a Ring, nella trasmissione condotta da Ferdinando Avarino, e che parla dell'emendamento che fa discutere nell'ultimo decreto legge sicurezza, emendamento a firma della Lega che propone la castrazione chimica per i pedofili. Allora vi chiediamo, castrazione chimica per i pedofili, sei d'accordo? Sì, 0422 162 6691 oppure no, 0422 162 6690. Come sempre la chiamata è gratuita. L'abbiamo lanciato questa mattina, tantissime le telefonate che sono arrivate, stanno arrivando al centralino, il centralino automatico, la chiamata, lo ripetiamo, è gratuita, continuate a chiamare anche dopo il telegiornale. L'esito come sempre questa sera a Ring nel corso della trasmissione di Ferdinando Avarino a partire dalle 21, lo ricorderemo più tardi. Allora, iniziamo il telegiornale con la cronaca, una notte terribile di furti e paura tra Salgareda e Roncade. Il viaggio di Lina Paronetto inizia proprio da Salgareda. Tanta rabbia. Io ho tanta rabbia veramente. Non siamo più a casa nostra. Questa non è una vita. Non ci lasciano vivere nelle nostre case. Via Dante, via Repubblica, via Soldati, tutto in una sera. Il centro di Salgareda battuto dai ladri, in azione forse la stessa banda, composta da 3 soggetti travisati con cappellini e cappucci, ripresi dalle telecamere dell'abitazione della signora Cinzia in via Dante, dove l'allarme è partito ripetutamente poco prima delle 2 del mattino. Il primo pensiero è stato quello di un malfunzionamento, tanto che ha deciso di staccarlo, poi il sospetto. Sono venuta giù, dalla porta che vedo un po' fuori le ombre, non ho visto nessuna ombra, ho aperto la porta e mi sono trovata in giardino una persona al quale ho detto subito: cosa fai qui, vai via, e lui mi ha detto proprio ha fatto così, sì, e ha fatto il giro della casa. Da là ho capito che c'erano i ladri. Blocchetti delle serrature, rimossi su porte e basculante del garage, aperti alcuni cassetti, portate via un paio di collane. Oro, dice, non ce n'è più dall'ultimo colpo subito, ma in quel caso Cinzia non era in casa. La vice sindaca Carmela Polinedrio è andata a trovarla di persona, una cittadina ma anche un'amica, ci dice. Dispiace quello che sta succedendo ai nostri cittadini, alla Cinzia in particolare, che mi ha chiamato subito per farmi sapere cosa gli è accaduto. Io dico solo questo, di fare rete con il controllo del vicinato, di segnalare sempre, perché è meglio sempre muoverci subito. La polizia locale può ben poco, i cittadini guardano le forze dell'ordine e nel frattempo si organizzano con il controllo di vicinato. E proprio in questi gruppi sono apparse altre segnalazioni, spiega la vice sindaca. Via Soldati, ennesima porta scassinata. Mezzanotte e mezza. E lei cosa ha sentito? Un colpo. Che si è rotto questo, ha acceso la luce e è scappati. E ha fatto tempo a vederli? No.
Il vicino del signor Roberto ci mostra il video delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso nel suo giardino i ladri a fine giugno. Abbigliamento e atteggiamenti simili ai malviventi in azione in queste ore. Ma non è finita. Andando ancora a ritroso, poco dopo mezzanotte blocchetto saltato anche alla serratura di una bifamiliare di Via Repubblica. Anche qui residenti svegliati dall'allarme. Il padrone di casa, Giorgio Forner, si è presentato alla caserma dei Carabinieri a far denuncia e ci racconta che c'era la fila. Mi hanno detto anche che sono dei ladruncoli che si spostano, vengono da fuori, fanno il tentativo e poi vanno via. È la prima volta che vi succede? Sì, per fortuna. E che sensazione è? No, guardi, oggi ho un'ansia che mi scoppia lo stomaco, sinceramente, perché io sinceramente non ho mai avuto paura, non sono una paurosa. Però adesso che ti succede, che sì, adesso che ti è successo magari cambia la sensazione. Dunque, lo diceva Lina Paronetto, residenti assediati a Salgareda, ma non è stato l'unico comune interessato da ore di paura, lo dicevamo anche a San Cipriano di Roncade. Ladri acrobati o quantomeno giovani atletici e pronti a tutto, anche a saltare con un balzo, un cancello per fuggire nei campi. La zona è quella dell'area industriale di San Cipriano di Roncade, la lunga e stretta laterale di via Longhin che si snoda tra case e capannoni verso la campagna, dove i ladri hanno già colpito nei mesi scorsi. In questa abitazione la padrona di casa, che a tarda sera è salita per chiudere gli scuri del terrazzino, si è ritrovato un malvivente accovacciato sotto la finestra. Io pensavo di averli cacciati, che erano già sopra da me, però secondo me a questo punto stavano per entrare. Io li ho disturbati perché, alzando la zanzariera, uno ce l'avevo di fronte fuori dal cancello e quindi ha allertato per me l'altro si era in piedi, che magari stava salendo tramite comunque macchine che appunto sono sotto, e per me in un salto sarebbe già venuto sul terrazzino, perché comunque come io l'ho visto saltare il cancello è una cosa fenomenale. Cioè, Gli era già capitato? No, però la zona qua è presa d'assalto. Vistisi scoperti, i due giovani si sono dunque dileguati senza riuscire a entrare in casa. Una fuga fulminea, sul cancello ancora i segni delle suole. Questa è di una scarpa e questa è di un'altra, perché questa è tutta a righe, invece questa ha anche dei quadrettini, le scarpe da ginnastica. Quindi è da qua che abbiamo capito che erano in due. Nell'abitazione dietro a questa altre impronte, stavolta sul muro della facciata che dà sui campi. I ladri sono saliti sui bancali in legno per raggiungere le finestre del primo piano, mentre la padrona di casa era all'opera in cucina. Ci siamo accorti dopo, quando abbiamo avuto la segnalazione dai vicini. Mia mamma è entrata in camera perché hanno toccato sulla camera, ha visto la zanzariera tirata su, i cassettini aperti un pochettino, hanno portato via qualcosina, niente di particolare. E dopo sono andati via, non so perché, se era mia mamma o perché non hanno trovato nulla, sono andati via. Comunque non se li hai trovati davanti? Fortunatamente no. Però mia mamma non ha dormito stanotte. In zona la mattina era stato notato un giovane a bordo di un'auto scura che, sostenendo di essere un addetto della rete elettrica, aveva effettuato un sopralluogo. Giro che vi è sembrato sospetto? Sì, però non hanno preso giù il numero di targa, quindi... Senta, è una zona un po' battuta questa, Ultimamente sì, la gente adesso ha un po' paura. Servono più controlli, insomma è il grido spesso che sentiamo da parte della gente. Allora arrivano i rinforzi al comando provinciale dei Carabinieri di Treviso. Questa mattina 37 carabinieri neopromossi, 23 ragazzi e 14 giovani donne sono state ricevute dal comandante provinciale colonnello Ribaudo. Da oggi sono già di fatto operativi sul territorio. 16 sono già stati assegnati alla compagnia del capoluogo della Marca, gli altri andranno a rinforzare gli organici delle stazioni di competenza delle compagnie di Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna. E proprio i carabinieri continuano le loro indagini per identificare il pirata della strada che a Ormelle ha ucciso Massimo Feletto. L'appello dei carabinieri a chi dovesse aver visto qualcosa, chiamate il 112. Intanto si sono aggravate le condizioni della badante che accompagnava il cinquantenne nella passeggiata fatale.
Caccia al pirata della strada. Si sono aggravate le condizioni della donna, una quarantenne di origini marocchine che domenica sera a Tempio di Ormelle camminava sul ciglio della strada assieme a Massimo Feletto, il cinquantenne disabile, travolto ed ucciso da un automobilista che poi non si è fermato a prestare soccorso. La donna è stata trasferita all'ospedale di Treviso in osservazione per le lesioni riportate nell'incidente. I carabinieri, che stanno dando la caccia al pirata, hanno esteso le ricerche anche alle province limitrofe e stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza e di lettori di targa della zona. Il pirata ha perso sul luogo dello schianto lo specchietto retrovisore che ha consentito l'identificazione del modello dell'auto, una grande punto di colore grigio. I carabinieri lanciano un appello a chiunque possa avere informazioni a non esitare a chiamare il 112. Intanto verrà fissata nelle prossime ore la data dei funerali di Massimo Feletto, che per il suo grande impegno nel volontariato era molto conosciuto e ben voluto da tutta la comunità di Ormelle, dove viveva, e San Polo di Piave, dove lavorava a Casa Vittoria. La cronaca giudiziaria, parliamo del delitto di Varago di Masradara il maggio dello scorso anno. La sentenza si avrà il 25 di luglio, parliamo dell'uccisione del giovanissimo Aymen, lo ricorderete. Oggi il pubblico ministero ha chiesto 12 anni di reclusione per Elia Fiorindi. 12 anni è quanto ha chiesto il pubblico ministero Davide Romanelli per Elia Fiorindi, il 19enne che l'11 maggio 2023 uccise a coltellate Aymen ad Benameur. Mi sembra una pena eccessiva sia in considerazione sia per la qualificazione del reato, tenuto conto che il pubblico ministero ha ritenuto sussistere la volontarietà del fatto, dell'uccisione, sia perché in ogni caso, anche laddove dovesse essere ritenuto omicidio come volontario, la pena mi sembra troppo alta rispetto al contesto in cui è avvenuto l'episodio delittuoso. Un delitto maturato in una situazione di degrado dove al centro del violento litigio terminato nel sangue c'era lo spaccio di stupefacente. Secondo l'accusa il giovane avrebbe potuto scegliere di non sferrare i colpi anche se minacciato, ma così non è stato. I fendenti che hanno raggiunto il 17enne sono stati letali. Lui è stato costretto a sferrare quei colpi perché abbiamo dimostrato che per 22 secondi lui, sotto la minaccia del coltello ed essendo, come scrivono i carabinieri, sotto sequestro di Aymen, ha tentato di divincolarsi per riuscire a fuggire. Per 22 secondi non ci è riuscito. Per 17 secondi ha tenuto la sua mano nella tasca dove aveva custodito il coltello e non l'ha utilizzato per 17 secondi. Questo dimostra, spiega l'avvocato Crea, che se avesse voluto ucciderlo lo avrebbe fatto subito e che lo ha fatto quando ha capito che non poteva più fuggire. Solo allora Fiorindi, secondo la difesa, ha colpito Aymen. 4 fendenti. Il ragazzo ha fatto qualche passo e poi è caduto a terra. Poi la questione è dibattuta più volte. Che cosa aveva in mano Aymen? Per l'avvocato Luciano Meneghetti, il legale della famiglia della vittima, aveva una sigaretta elettronica. Per Crea non era possibile vedere, se mai fosse stata quella la sigaretta elettronica tenuta in mano da Aymen, non poteva essere vista del video perché nel video si vede una lama molto lunga mentre la sigaretta di Aymen è di 6 centimetri. Ho fatto vedere al giudice che tenere una sigaretta elettronica in un pugno chiuso, una sigaretta di 12 centimetri, già è una sigaretta che non si riusciva a vedere. Il 25 luglio ci saranno le repliche e poi la sentenza. Fiorindi comunque potrà beneficiare di uno sconto di 1/3 della pena. Dal delitto di Varago al femminicidio di Maser, con il Sergio De Zeni, il 74enne che lo ricorderete uccise a coltellate la moglie malata, che andrà a processo. Andrà a processo Sergio De Zeni, il 74enne che lo scorso 24 settembre 2023 accoltellò la moglie Manuela Bittante, 77enne, malata da tempo e allettata. L'uomo è stato rinviato a giudizio per omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e dalle condizioni di minorata difesa della vittima. La tragedia si è consumata nell'abitazione dei due coniugi in via Metti a Coste di Maser. La donna era costretta a letto perché colpita da un grave ictus. Per mesi era stata ricoverata in ospedale fino alle dimissioni. Da qualche giorno era tornata a casa. Quella domenica De Zeni si è avvicinato a lei e le ha sferrato un colpo letale. Poi è andato dai carabinieri confessando il delitto. Quando sul posto sono arrivati i militari dell'Arma e di soccorsi del suo M118, la 77enne era ancora in vita, morì poche ore dopo per una grave emorragia. Da quel giorno l'imputato si trova in carcere a Santabona, non ha voluto chiedere nessuna misura alternativa perché ha sempre detto al suo legale:
È giusto che io stia qui per quello che ho fatto. La perizia psichiatrica disposta dal giudice per le indagini preliminari Cristian Vettoruzzo ha stabilito che l'uomo, nonostante fosse in grave sofferenza per la condizione della moglie, era capace di intendere e volere al momento del fatto. Nella sua testa, a detto del 74enne il difensore, l'avvocato Sabrina Dei Rossi, è stato un gesto d'amore. Secondo la difesa, l'anziano sarebbe stato esasperato dalla situazione clinica della donna e avrebbe deciso di porre fine alle sue sofferenze. L'anziano, che avrebbe raggiunto un accordo per il risarcimento della figlia, rischia l'ergastolo. E poi c'è il giallo della morte di Alex Marangon a Vidor. Ci sono le indagini che proseguono, ma oltre ai dubbi, al giallo, oltre al dolore, adesso c'è anche lo sdegno, perché la famiglia di Alex è stata oggetto in questi giorni di un pesantissimo odio social. Dalle minchiate che scrivono sul necrologio "parte per un nuovo viaggio" capisco che tipo di genitori lo hanno tirato su. Scommetto che non è neppure stato battezzato. I genitori di Alex Marangon, mamma Sabrina e papà Luca, vittime dell'odio sui social. Questo è solo uno dei tanti messaggi indirizzati alla famiglia del giovane morto dopo un rito sciamanico la notte tra il 29 e il 30 giugno. Una morte per la quale non esiste ancora un colpevole, una famiglia che attende di conoscere la verità. Oltre il dolore che dobbiamo sopportare, ora anche queste cattiverie. La grande sofferenza di mamma Sabrina affidata a queste poche parole. Sabrina, che proprio per questo nelle ore scorse ha condiviso con il parroco di Marconi il proprio sconcerto, tanto da indurre lui, Don Dario, che ha ufficiato il rito funebre di Alex, a scrivere e consegnare ai genitori una lettera aperta ai giovani. Eccola la lettera. In un passo scrive: vorrei dirvi di non dimenticare Alex e di spegnere le orecchie quando sentirete giudizi, chiacchiericci, gli stessi che in questi post che Papa Luca ha già consegnato al suo avvocato polemizzano sulla scelta della famiglia di celebrare il rito funebre in chiesa. Giudizi gratuiti espressi da persone che con la famiglia non hanno nulla a che fare, sconosciuti in grado di calpestare il dolore solo perché non gli appartiene. E allora la migliore risposta a questi leoni da tastiera sono proprio le parole di Don Dario, che parlano di dubbi, fatiche e inquietudini che sono i dubbi di tutti. Ho paura, si legge ancora, che i giudizi che possono uscire su Alex per giustificare un fatto violento diventino giudizi su un giovane che stava camminando e che magari è inciampato nel cammino, come fanno tutti. Da qui l'invito alla prudenza. Attenti ai cattivi maestri, dice Don Dario, e se ce la fate ogni tanto fermatevi anche qui e confrontiamoci insieme. Qui, in quella chiesa, aggiungiamo noi, che ha accolto Alex, la disperazione della sua famiglia, la musica e i colori fumogeni nel giorno del suo ultimo viaggio. La chiesa che esiste dove esiste il bene e che non giudica. Pochissimi istanti di pubblicità, ma restate con noi fra pochissimo, perché si apre anche un capitolo che ha un eco molto forte anche a Treviso, cioè il terremoto giudiziario a Venezia, e poi ancora tanti servizi e cronaca. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso, e a pochi passi da Treviso un terremoto che a 10 anni dall'inchiesta Mose sconvolge nuovamente l'amministrazione di Venezia. L'abbiamo raccontato già dalla prima edizione di questa mattina, il maxi blitz all'alba con tra gli altri l'arresto dell'assessore Renato Boraso e il sindaco Brugnaro indagato. Il tema è la corruzione. Corruzione, autoriciclaggio, fatturazione per operazioni inesistenti in concorso, e il 353 è l'uso, cioè la creazione di rapporti con privati nella gestione degli appalti in maniera non corretta. A 10 anni dallo scandalo Mose che travolse la città, un'altra bufera si è abbattuta sul comune di Venezia. Queste le accuse con cui l'assessore alla mobilità e ai trasporti Renato Boraso è stato arrestato e portato in carcere. Nell'ambito dell'indagine eseguita dalla Guardia di Finanza di Venezia, coordinata dalla Procura, che vede coinvolti anche funzionari pubblici e imprenditori, è stato notificato un avviso di garanzia al sindaco Luigi Brugnaro in merito alla trattativa di vendita all'imprenditore cinese dell'area ai Pili. Noi stiamo valutando la correttezza della gestione del Blind Trust del sindaco. Quindi è stato emesso a suo favore, nel senso per correttezza nei suoi confronti, gli abbiamo semplicemente detto che stiamo valutando questo dato. Forse poteva anche non essere necessario, però per trasparenza dell'attività della Procura abbiamo ritenuto che che fosse messo a conoscenza che stiamo valutando, non c'è
non è necessario, non c'è niente di segreto, per cui abbiamo ritenuto di poterlo fare nonostante non sia stato attinto nemmeno da perquisizioni. Indagati anche il capo di gabinetto del sindaco e direttore generale del comune Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Cherchi ha spiegato come l'assessore Boraso, accusato di corruzione per la cessione di Palazzo Papadopoli e del progetto del parcheggio all'aeroporto Marco Polo, intervenisse su appalti in cambio di denaro che veniva giustificato con consulenze in realtà inesistenti. Il succo dell'inchiesta è questo: messa a disposizione di ufficio pubblico a fini privati. Il Boraso interveniva direttamente, ci sono gravi indizi che accertano che il Boraso intervenisse direttamente su funzionari pubblici, del Comune di Venezia in particolare, che tendenzialmente, anche se c'è qualche eccezione, che tendenzialmente non si opponevano alla richiesta. Boraso è stato portato in carcere questa mattina nel corso dell'operazione eseguita da circa 200 finanzieri per il pericolo di inquinamento delle prove. È risultata una condotta recente con cui l'assessore stava cercando di eliminare documentazione che in qualche maniera potesse essere usata, diciamo così, contro di lui. Oltre all'assessore, in carcere è finito anche l'imprenditore edile della Riviera del Brenta, Fabrizio Ormenese. Un'attività corruttiva, ha evidenziato il procuratore, che proseguiva da anni. Le indagini ancora in corso sono iniziate nella primavera 2022 in seguito a un esposto presentato alla procura nel 2021. È stato disposto anche un sequestro preventivo di circa 2 milioni di euro. Lo scorso dicembre l'assessore Boraso replicava così dopo il polverone che si era sollevato proprio in merito alla trattativa dei Pili e che parlava di un suo coinvolgimento. Credo che sia praticamente impossibile che il sottoscritto assessore 7 anni fa abbia influito sulla perizia di stima del Palazzo Papadopoli, ma non perché voglio difendermi, basta chiederlo ai 3 funzionari del Comune di Venezia, persone stimate e serie, che hanno curato la perizia giurata di quell'immobile. E dunque i nomi più importanti ovviamente che sono finiti nell'inchiesta sono quelli di Boraso e di Brugnaro, ma ci sono 9 arresti in tutto, una ventina di indagati, 6 persone interdette dall'esercizio di impresa, coinvolti anche diversi imprenditori, 4 dei quali nella Marca. Non tutti gli imprenditori si sono mossi alla stessa maniera, nel senso che ci sono delle gravità diverse che sono state riconosciute dal GIP, tant'è vero che vi sono misure cautelari diverse, nel senso che ci sono misure cautelari restrittive in carcere, restrittive agli arresti domiciliari e sospensione dall'attività, devo dire, valutate fatto per fatto e valutate in relazione anche agli eventuali precedenti penali dei singoli imprenditori, perché taluno ha anche dei precedenti penali, qualcuno ha anche passato in giudicato, e quindi in relazione alla possibilità o meno, in ipotesi, che si possa giungere a una sospensione condizionale della pena. Decine le perquisizioni della Guardia di Finanza. Oltre alle 2 ordinanze di custodia cautelare e in carcere, per altre 7 persone tra funzionari comunali e imprenditori sono stati disposti invece gli arresti domiciliari. Si tratta dei veneziani Matteo Volpato, Fabrizio Salis, Daniele Brichese, Francesco Ghislon, domiciliato a Montebelluna, Carlotta Ghislon, la padovana Alessandra Bolognin e Marco Rossini, domiciliato a Mogliano Veneto. 18 in totale gli indagati, tra cui il direttore generale di ACTV Giovanni Seno, per una serie di appalti per i quali i PM avevano chiesto una misura restrittiva nei suoi confronti, rigettata però dal GIP. Seno resta comunque indagato e come lui il responsabile del settore appalti del Comune Fabio Cacco. L'interdizione totale per 12 mesi dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese riguarda invece i veneziani Gaetano Castellano, Stefano Comelato, Elio Costantini, Francesco Piccolo, i trevigiani Sergio e Stefano Pizzolato.
È un'inchiesta che sta facendo emergere anche tante intercettazioni telefoniche in questa indagine, ce n'è una in particolare che salta agli occhi. Tu non mi ascolti, tu non capisci un c, mi stanno domandando che tu domandi soldi, tu non ti rendi conto, rischi troppo. Se io ti dico di stare attento, tu ti devi controllare. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, si rivolge al suo assessore Renato Boraso in una intercettazione telefonica del 17 marzo 2023, citata nell'ordinanza del GIP e definita dal giudice di fondamentale importanza, poiché il sindaco fa presente a Boraso che lui chiede i soldi alle persone. Stanno emergendo numerose intercettazioni anche molto pesanti in questa inchiesta. È un'inchiesta che ha la sua eco ovviamente in tutto il Veneto e non solo, anche nella Marca trevigiana. Arriva di rimbalzo anche la voce del presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, il sindaco di Treviso, che dà la solidarietà da sindaco a Brugnaro, ma dice anche chi ha sbagliato deve pagare. E poi torna a parlare di un tema legato in qualche modo alle inchieste sugli amministratori, cioè l'abuso d'ufficio. Ovviamente se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi, però insomma non ho dubbi sul fatto che il Brugnaro sia una brava persona, quindi mi dispiace per quanto sta succedendo, porto la mia solidarietà e spero che venga fatta chiarezza quanto prima. Non so cosa sia successo e spero che in breve tempo venga fatta chiarezza e che possa continuare a svolgere il suo servizio per la città di Venezia. Il presidente di ANCI Veneto e sindaco di Treviso, Mario Conte, resta solidale con il collega di Venezia nel giorno della bufera, ma questo resta comunque un momento molto positivo per i sindaci, a cui di recente il decreto del ministro Nordio ha facilitato il potere di firma, eliminando di fatto il reato di abuso di ufficio. Il 98% dei casi di persone che risultano indagate per abuso d'ufficio, poi viste le loro posizioni archiviate, però nel frattempo la vita di questi amministratori è stata rovinata, in alcuni casi anche calpestata da un punto di vista mediatico, quindi abbiamo chiesto di avere delle responsabilità anche importanti, ma di alleggerirci da un punto di vista dell'abuso d'ufficio, che è una responsabilità indiretta per dei reati che non dipendono direttamente dalle azioni del sindaco. Ringrazio Nordio perché ha saputo dar voce a un appello lanciato dai sindaci che chiedono responsabilità, ma quelle responsabilità che sono direttamente legate alle nostre azioni. L'opinione del centro-sinistra è invece fortemente contraria al provvedimento, dicendo che porterà di nuovo in auge reati come abusi e sopraffazioni da parte delle amministrazioni locali. Semplificare le regole del gioco non significa lasciare spazio alla corruzione o a favoreggiamento, significa dare la possibilità alle persone per bene di lavorare. Quindi io sono dell'idea che dei sindaci e degli amministratori locali bisogna fidarsi e lo invito a farlo anche alla sinistra. E poi ci sono i sindaci che sono alle prese, quindi lasciamo la vicenda sia dell'abuso d'ufficio che la vicenda di Venezia, sono alle prese con i tagli del governo. Il sindaco di Faro de Soligo, Mattia Perencin, perderà oltre 70.000 euro in 4 anni per la sua amministrazione ed è letteralmente furente. Il comune di Faro de Soligo, quindi la cittadinanza, ma di fatto la disponibilità dell'ente viene meno per oltre 80.000 euro se parliamo fino al 2028. Sono cifre importanti. La forbice del governo sui comuni più virtuosi. Se il Veneto perderà da qui al 2028 85 milioni di euro, comuni come Farra di Soligo, nemmeno 8.500 abitanti, avranno già da quest'anno 23.000 euro in meno da spendere. È un sindaco arrabbiato visibilmente, Mattia Perencin, che chiede un dialogo più serrato con ANCI e parla questa volta di vera e propria ingiustizia. La cosa che più mi fa incavolare, e dico incavolare per non dire altro, è che comunque vengono sempre penalizzati quei comuni che hanno i bilanci a posto, che guardano con cura anche l'ultimo centesimo che viene speso. Mi viene quasi da dire che forse era meglio fare dei buchi, perché tanto comunque qui nessuno ci mette becco. Sono 6.838 i comuni su cui si è abbattuta la mannaia del governo, che ha risparmiato invece quelli in dissesto finanziario. I comuni non possono essere sempre gli enti dove tutti vanno ad intervenire mettendo appunto le mani nelle nostre tasche, anche perché poi
a qualcuno deve pur spiegare ai cittadini perché mancano magari dei servizi o perché non si riesce ad intervenire subito su situazioni magari anche di emergenza. Come la frana di Collaù, 100.000 euro di danni causati dal maltempo degli ultimi mesi. Le prime a saltare, ne è certo Perencin, saranno le manutenzioni delle strade. L'autonomia potrebbe invertire il trend, ammette il sindaco, ma c'è ancora poca chiarezza. Di sicuro da destra a sinistra c'è tanta rabbia. C'è un grosso malumore, quindi non escludo che ci possano essere anche delle situazioni per le quali si vada incontro anche a determinate proteste, perché ripeto, non dobbiamo essere sempre i soliti che vengono mazziati. Comuni con bilanci in ordine, sindaci che controllano anche l'ultimo centesimo, soldi spesi concretamente e correttamente e siano sempre quelli a pagare. Quindi attenzione in questo. E a proposito di frane, ne parlava tra i vari guai che ha dovuto gestire Perencin, parliamo della frana sul Fadalto. La frana sul Fadalto, questa mattina c'è stato il tavolo tecnico, il vertice per capire come mettere in sicurezza e sgombrare i detriti, riaprire soprattutto l'Alemagna il prima possibile. ANAS ipotizza entro un mese. Oggi si è parlato anche di risarcimenti per i residenti. Andiamo incontro a dei tempi limitati rispetto al ripristino della strada. Tra le 3 e le 4 settimane, questo è il tempo ipotizzato nel corso del tavolo di coordinamento per la riapertura della statale Alemagna, chiusa dopo le frane di venerdì scorso, un incontro al quale hanno partecipato tutti gli enti coinvolti, Regione Veneto, ANAS, Autostrade e Ferrovie dello Stato, oltre ai comuni di Vittorio Veneto e Alpago. Un tempo lungo, ma certo molto meno di quanto si era ipotizzato nell'immediatezza dell'enorme colata di sassi e fango. La linea ferroviaria è stata riaperta stamane, anche se ci sono stati ancora dei ritardi nei collegamenti da e per il Bellunese. Rimangono i disagi per gli abitanti di Fadalto, costretti a prendere l'autostrada e pagare il pedaggio, oltre che subire gli effetti del traffico nei fine settimana. Io ho riportato appunto i disagi che stanno vivendo i cittadini del Fadalto rispetto al loro obbligo di prendere l'autostrada ogni giorno, e su questo noi come amministrazione ci impegneremo in quanto prima a vedere un regolamento, un iter che ci possa portare a quantomeno un rimborso, un ristoro delle spese che i cittadini del Fadalto stanno affrontando nel prendere l'autostrada. Nell'incontro si è parlato anche del maxi progetto da 40 milioni di euro per la costruzione di gallerie paramassi che dovrebbero mettere in sicurezza definitivamente l'Alemagna. Un intervento che ANAS farà nei prossimi anni di sistemazione di gallerie paramassi, e quindi voglio dire l'Alemagna sarà messa in sicurezza grazie a un maxi intervento da parte di ANAS. Nel frattempo si sta ipotizzando un meccanismo risarcitorio per i residenti, visto che purtroppo gli smottamenti continueranno a ripetersi finché non verrà realizzato un intervento risolutivo. L'assessore e vicepresidente della Regione Elisa De Berti ha garantito l'impegno di trovare con il MIT di concessionari autostradali soluzioni alternative per attivare in modo rapido l'esenzione dal pedaggio o il ristoro dei costi. Economia, torniamo a parlare della crisi del Benetton Group, contratti di solidarietà per 908 impiegati con un giorno la settimana a casa, in alcuni casi 2, un'integrazione salariale al 100% per evitare 182 licenziamenti. Questa è l'ipotesi di accordo proposta da Benetton Group ai sindacati e illustrata oggi ai lavoratori. Il piano messo a punto per far fronte alla crisi finanziaria in cui versa il gruppo, spiega Gianni Boato, segretario generale della FEMCA CISL Belluno Treviso, respinge ogni ipotesi di licenziamento ricorrendo alla solidarietà e confermando gli incentivi all'esodo già presentati in azienda. Tradotto in giornate lavorative, l'accordo prevede quindi un giorno di solidarietà per tutti gli impiegati amministrativi e commerciali delle sedi di Ponzano Veneto e di Castretti di Villorba per una durata di 6 mesi, dal 23 agosto al 28 febbraio dell'anno prossimo. In riferimento al piano industriale, il nuovo amministratore delegato Claudio Sforza ha informato i sindacati che gli interventi di riduzione del numero dei negozi sono già in atto. A Treviso di nuovo adesso, alle 12.30 di questa mattina, si è rotto un tubo sul Putto all'altezza di Porta Santi 40 e per circa un'ora e mezza l'acqua è sgorgata, come vediamo in queste immagini, abbastanza intensamente su tutta la carreggiata tra Viale Cairoli, Viale Montegrappa e Viale Oberdam, ma nel primo pomeriggio Alto Trevigiano Servizi è intervenuto risistemando la situazione. Niente a che vedere con un episodio analogo, lo ricorderete, accaduto a giugno dello scorso anno verso Porta Calvi. In quel caso il tubo era scoppiato di notte e aveva provocato vari allagamenti di detriti e
fango in vari giardini limitrofi. In quel caso l'intervento era stato portato a termine solo alle 11 di mattina, lasciando anche alcuni cittadini senza acqua. Questo era accaduto nel giugno dello scorso anno a Porta Calvi. Restiamo però a Treviso. Una ciclabile lungo il Sile aperta da qualche mese ma di fatto inutilizzata. È quella che scorre attorno all'area lavanderie ed eliporto dell'ospedale Cafoncello, destinata a dare un percorso sicuro a pedoni e ciclisti che da Sant'Antonino vogliono recarsi in centro. La segnalazione arriva dall'associazione di quartiere. Sentiamo. La manutenzione è assolutamente auspicabile perché questa pista è stata chiusa per tantissimo tempo e adesso è piena di erbacce alte, quindi è assolutamente opportuno fare un minimo di manutenzione. Potremmo chiamarla la ciclabile dimenticata, perché quest'opera realizzata contestualmente al nuovo Cafoncello viene poco o per niente utilizzata. Un po' perché davvero pochi ne conoscono l'esistenza, ma anche perché in queste condizioni non tutti si fidano di percorrerla. A denunciare la situazione l'associazione di questa parte a sud di Treviso, che da sempre si batte per una viabilità in armonia con la vita di quartiere, che nel caso di Sant'Antonino subirà i cambiamenti dell'ultimo tratto del Terraglio Est. Per questo i cittadini chiedono più attenzione per questo tratto di ciclabile a partire da questo sottopasso della tangenziale. Questo sottopasso consente di bypassare la rotatoria tangenziale, che notoriamente è molto pericolosa, e collega via Pasteur con via dei Gredi e poi si può andare verso il centro di Treviso. Peccato che molte volte l'illuminazione non funzioni e che via dei Gredi sia totalmente buia. Qui di sera è obiettivamente poco consigliato passare perché, ripeto, qui c'è un buio pesto, soprattutto d'inverno, e non si vede assolutamente nulla. Visibilità limitata anche quando si imbocca la ciclabile, visto che si è avvolti dalla natura che si sta reimpadronendo di tutto, della pista in salone, del laghetto con annesse piante ornamentali, di quello che rimane del percorso vita utilizzato dalla gente del quartiere quando qui era uno dei tanti campi verdi lungo il Sile. Ma a parte il presente, l'associazione dei cittadini al di là della tangenziale chiede che questa ciclabile non finisca al dopolavoro ospedaliero. È assolutamente opportuno prolungare la ciclabile, diciamo, a livello di restare a destra, quindi dal Kral all'altezza del ponte della Robba, e costruire un ponte ciclopedonale in modo da consentire in assoluta sicurezza agli abitanti del quadrante sud di andare verso il centro e viceversa. Intanto però basterebbe un'adeguata manutenzione che permetta ai cittadini di transitare in tranquillità, magari godendo della vista del Sile, oggi al di là di queste siepi. E sulla vicenda ha risposto il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Sentiamo cosa ha detto. I cittadini hanno ragione perché effettivamente c'è stata una situazione di poca malgestione della pista ciclabile con erbacce, una situazione quindi poco anche idonea per poterla praticare questa pista ciclabile. Siccome la pista ciclabile è all'interno del project e quindi deve essere ovviamente l'ATI, cioè l'associazione di imprese che deve fare la manutenzione, ho scritto insieme ai miei tecnici all'ATI perché provvedano subito alla sistemazione della pista, quindi il taglio delle erbe e la funzionalità della stessa. Fa parte del collaudo che abbiamo fatto della parte edilizia dell'ospedale e deve essere messa in efficienza, altrimenti noi saremmo costretti a fare delle sanzioni ovviamente all'ATI, l'associazione delle imprese che ha fatto il progetto di Treviso. Adesso parliamo di cinema perché torna l'Edera Film Festival. Ci sarà anche la figlia di Tiziano Terzani, Saskia, nella giuria della 6ª edizione dell'Edera Film Festival, manifestazione che prende il via mercoledì 17 luglio per concludersi sabato 20. La rassegna dà voce ai giovani talenti, alle loro storie e ai loro racconti. 36 film realizzati da registi under 35 proiettati in concorso. 6 lunghi, 6 documentari e 12 corti provenienti da tutta Europa per ribadire la vocazione globale del festival. Promosso dall'Associazione Culturale Orizzonti in collaborazione con il Cinema Edera, il festival proporrà anche quest'anno 12 talenti emergenti del territorio nella sezione Focus Nord-Est. Quest'anno Giuliana Fantoni, promossa direttrice artistica, raccoglie anche la sfida di essere diventata da poco presidente della Federazione Italiana Cinema d'Essè. Sono 2 scommesse che vanno più o meno nella stessa direzione, quella di portare il cinema d'Essè più vicino ai giovani.
e questo è un po' il mio obiettivo sia nella mia visione che ho come Presidente Fice Nazionale che qui. Sabato l'omaggio alla figura altissima di Tiziano Terzani a 20 anni dalla morte con la proiezione del film Il viaggio della vita di Mario Zanot. È una grande emozione perché io sono stata invitata a far parte della giuria e poi dopo mi è stato detto che fuori concorso sarebbe stato presentato anche il documentario e trovo che il tempismo sia bellissimo perché per me è la prima volta che faccio parte della giuria. Il festival si avvale della direzione artistica della regista Gloria Aura Bortolini e dello storico del cinema Giuseppe Borrone. Uno sforzo organizzativo consistente che ogni anno Orizzonti mette in campo con grande passione. Ci impegniamo a portare la cultura del cinema e a portare il pubblico in sala e poi per organizzare un festival ovviamente serve fare rete. E come sempre non manca il supporto dell'amministrazione. Il Comune di Treviso e la città di Treviso è particolarmente grata che questo festival si stia radicando in maniera così importante nel tessuto cittadino. Adesso andiamo nel bellunese. C'è ancora in primo piano la diga del Vanoi, le criticità ci sono. Un eventuale collasso della diga creerebbe un effetto domino non soltanto nella valle del Vanoi ma anche in tutta la Valsugana fino a Bassano. A dirlo non è uno qualsiasi ma l'assessore regionale alla protezione civile, ambiente e territorio Giampaolo Botaccin. Sul fatto che un invaso di acqua possa portare benefici al territorio non si discute. Sul fatto che sia sicuro al 100% ce lo debbono dire i tecnici, di certo non lo so io, non lo sa Botaccino. Così ieri il presidente Zaia a Breganze sulla diga del Vanoi, ma l'assessore Giampaolo Botaccino, una laurea in ingegneria meccanica e una vasta esperienza sul campo, una certa voce in capitolo sulla diga del Vanoi ce l'ha e come, da politico veneto e da tecnico. Perciò a inizio luglio la richiesta del Consorzio Brenta di presentare osservazioni sulle 4 ipotesi progettuali considerate nello studio di fattibilità dello sbarramento, Botaccin si è letto i documenti e un brividino gli ha attraversato la schiena. Ho chiesto alle mie strutture di intanto indicare subito questi aspetti di criticità rilevanti che si generano. Spiego rapidamente: un eventuale collasso della diga creerebbe un effetto domino facendo crollare anche la diga del lago del Corlo, quindi con ripercussioni non soltanto nella valle del Vanoi ma anche in tutta la Valsugana, dal lago del Corlo in giù fino ad arrivare a Bassano. Un'ipotesi inquietante, impossibile da ignorare. Il rischio zero è evidente, non esiste, dice Botaccin. Proprio per questo, per legge, gli sbarramenti esistenti vengono gestiti con i cosiddetti piani diga. La Regione farà un test giovedì prossimo, simulando il collasso della diga in Val Canzoi. Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, che sta sperimentando questo sistema di allertamento della popolazione denominato IT Alert, adesso sta sperimentando proprio in questi giorni in provincia di Belluno e in provincia di Treviso, che sono le 2 aree coinvolte, l'ipotesi di un crollo della diga del lago della Stua. Il test IT Alert del 18 luglio coinvolgerà i comuni che verrebbero interessati in caso di evento reale. Nel Bellunese, Cesio Maggiore, Feltre, Sette Ville e 10 comuni nel Trevigiano: Crocetta del Montello, Giavera, Moriago, Nervesa, Pederobba, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello. Annota Botaccin: l'ipotesi collasso prevista dalle normative vigenti, pur remota, deve essere considerata. Quindi le preoccupazioni di chi vive a valle di questi impianti deve essere massivamente considerata. Fra le 4 ipotesi progettuali della diga del Vanoi, la più sicura o la meno impattante, considerata dal Consorzio Brenta, è una diga che ha una capacità di 20 milioni di metri cubi d'acqua invasabili contro i 33 sperati, nulla rispetto ai 4 miliardi di metri cubi utilizzati per l'irrigazione. Ad ogni buon conto sembra certo che anche questo ennesimo tentativo di costruire un invaso sul Vanoi sia destinato a restare nel cassetto. Lunedì scorso l'assessore Botaccin ha incontrato il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti. E come noto, insomma, la posizione della provincia autonoma di Trento è totalmente contraria e credo che in virtù del fatto che comunque l'impianto insiste nel territorio trentino, credo sarà difficile che questo impianto veda la luce. Cambiamo argomento a Cortina. In questi giorni si è parlato di sfide sostenibili per le imprese. C'era anche la ministra del turismo Santanchè.
Cresce l'export, cresce il tasso di occupazione, ma negli ultimi 3 anni, dal 2021 al 2023, la crisi energetica ha aggravato per 78 milioni sull'economia provinciale, la carenza di manodopera per 71 milioni e il caro tassi per 30 milioni. Confartigianato Belluno e Camera di Commercio a Cortina hanno fatto il punto sul futuro dell'economia montana, stretta fra i costi della mobilità e l'incidenza del clima. Sullo sfondo le Olimpiadi 2026. L'Olimpiade è un momento, ma tutto quello che c'è prima è fondamentale per costruire il dopo e quindi abbiamo veramente la responsabilità importantissima, dobbiamo impegnarci per costruire adesso tutta una serie di situazioni e di opportunità che saranno poi preziosi per il dopo Olimpiadi. Quando le aziende dovranno essere già attrezzate per affrontare le sfide del futuro. Oggi gli artigiani con i loro prodotti che hanno un'identità, che esprimono una cultura, una bellezza, io credo che possono aiutare tanto a mettere nelle condizioni di essere tante zone sempre più protagoniste in quella che è l'eccellenza, la qualità ricettiva, ma non solo, anche dei propri prodotti e fare riscoprire quello che è il vero Made in Italy. Sostenibilità, un'opportunità per le imprese, ma anche una sfida da cogliere sempre di più anche in vista delle Olimpiadi. Le Olimpiadi per questo territorio segnano veramente una grandissima opportunità, un'opportunità che deve cogliere il pubblico, mettendo in campo e mettendo nelle condizioni soprattutto i privati di poter dare fuoco alle polveri di tutte quelle energie sopite per tanto tempo e che possono trovare veramente attuazione per rendere questo territorio non solo appetibile per le Olimpiadi, ma anche poi per lasciarlo appetibile per gli anni a venire, quindi sostenibilità anche sotto questo aspetto, non solo su quello ambientale ed economico. Per noi è una sfida straordinaria che vogliamo affrontare, che abbiamo voglia di affrontare e che vogliamo soprattutto vincere. La rete paga perché l'unione fa la forza e allora se le istituzioni lavorano assieme al mondo della rappresentanza, quindi in questo caso le associazioni di categoria, riusciamo a calare nel territorio progetti e questi progetti realizzarli. All'evento a Cortina con il presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, l'ospite d'eccezione è stata la ministra al turismo Daniela Santanchè. Futuro e sostenibilità, le parole d'ordine della squadra di governo. Avremo veramente un turismo in crescita se sapremo raccogliere la sfida che è anche quella di aumentare la qualità dei nostri servizi, delle nostre strutture ricettive, dei nostri trasporti e mi sembra che la squadra qui si sta costruendo. Noi come Ministero stiamo lavorando anche con un bando e come dei fondi perché un conto è usare la parola sostenibilità, ma non deve essere una cifra, deve essere un'azione. Missione compiuta, Belluno avrà un parco giochi inclusivo, l'unico a tema in Europa, si chiama l'Isola che non c'è. C'era commozione stamattina in sala giunta per l'annuncio. Belluno sarà una fra le 5 città italiane del nord Italia ad avere un parco giochi inclusivo, l'unico a tema in Europa. Si è conclusa positivamente la raccolta fondi lanciata nei mesi scorsi per realizzare l'Isola che non c'è. 400.000 euro il costo complessivo dell'area che nascerà al Parco Città di Bologna e sarà motivo di vanto per l'amministrazione comunale e per chi vi ha contribuito. Privati, associazioni, aziende e su tutte la Fondazione De Rigo. È un progetto innanzitutto bellissimo e inclusivo, è un progetto importante per la provincia di cui facciamo parte, è una provincia che ha dato tanto a noi e volevamo anche restituire qualcosa al presente e al futuro. Pensato e voluto dal Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco di Belluno e condiviso dall'amministrazione comunale, il parco si estenderà per oltre 600 metri quadrati e potrà ospitare 130 bambini contemporaneamente. I 12 giochi sono stati studiati da un'equipe medica e daranno la possibilità a tutti i bambini, con o senza disabilità, sia fisica che cognitiva, di usarli insieme. Quando siamo partiti 2 anni fa l'idea era nata un po' diversamente, nel senso che si pensava di realizzare 2 o 3 giochi, non un parco. Poi alla fine siamo arrivati a questo parco che è una cosa meravigliosa e stupenda. L'Isola che non c'è, progettato da Proludic, sarà posizionato su un pavimento antitrauma in gomma colata. Ci saranno aree tematiche che ricreeranno atmosfere e luoghi iconici della fiaba di Peter Pan. I bambini avranno la possibilità di esplorare e giocare nel galeone dei pirati, immaginando di incontrare Capitan Uncino, fingersi indiani alleati di Peter Pan o salire sull'albero per rifugiarsi nella casa dei bimbi perduti. Sarà un parco dove si abbatteranno le differenze, i bambini potranno giocare insieme, potranno dialogare, potranno crescere con quei valori di integrazione che sempre più abbiamo bisogno nella nostra società.
I giochi del Parco Città di Bologna saranno smontati e ricollocati laddove ce n'è bisogno, al Parco San Lorenzo e al Parco Emilio, al Parco Arcobaleno di Cavarzano e probabilmente nell'area del Parco Fluviale di Lambioi. Un sogno realizzato grazie a un proficuo lavoro di squadra, ha detto l'assessora De Kunovic. Sono soddisfatta del lavoro che tutti abbiamo fatto e ovviamente ringrazio le varie ditte, ma sicuramente la Fondazione De Rigo, perché è quella che ha speso di più per poter portare a casa il progetto finale. Grazie per averci seguito. Arrivederci.